Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo, evoluzione confermata per quanto riguarda l'avviso per più perturbazioni atlantiche che riusciranno a portare forti precipitazioni e con quota neve pensate oltre i 2500 metri. Insomma, pulviscolo anche tra l'altro sahariano che giungerà sulla nostra penisola. Andiamo a vedere proprio l'evoluzione a partire dalla giornata di lunedì, dopo già una domenica a tratti instabile sul Piemonte, sul Liguria, Alta Toscana e il nord-est, a un notevole rialzo anche delle temperature. E guardate tra l'altro come la grafica con questi venti sud-occidentali spingerà le perturbazioni, con un ciclone atlantico situato sull'Europa nord-occidentale e con le correnti di aria molto mite di matrice africana che spingeranno anche in quota la sabbia, e quindi di conseguenza assisteremo anche al rischio di pioggia sahariana, quindi anche sporca. Soprattutto per quanto riguarda la giornata di lunedì, come vedete questo forte maltempo che si spingerà già dalla Sardegna e sulle regioni settentrionali coinvolgerà in modo particolare le aree dell'Alto Adriatico, Alto Tirreno e poi su tutte quante le regioni settentrionali, in modo particolare di avviso sull'Emilia e la Toscana, e le temperature quindi saranno nettamente sopra la media, anche se i valori massimi saranno tra i 15 e i 18 gradi in Val Padana, mentre giornata di martedì la saccatura continuerà ad approfondirsi ulteriormente, come vedete sempre sull'Europa centro-occidentale, porterà ancora forte maltempo sull'Italia e sempre su quel centro-settentrionale, con accumuli pensate sul nord-est entro la mattinata anche oltre i 100 mm. Insomma, qui il nord-est rischierebbe soprattutto sull'Alto Veneto e sul Friuli di accumuli veramente molto elevati, e rischio quindi di criticità idrogeologica molto elevata. Accumuli importanti anche comunque sulla Toscana, sull'Umbria e sul Lazio, mentre nulla altrove, se non a tratti qualche precipitazione. Comunque ancora il pulviscolo sahariano ben presente, anche se andrà ad attenuarsi nel corso dei giorni successivi, quando, come vedete, la giornata di mercoledì subirà un nuovo intenso peggioramento a partire dalle regioni occidentali, che poi si estenderà nuovamente a partire dalla Sardegna, con precipitazioni che arriveranno per coinvolgere un po' tutto quanto il nord entro la serata. E criticità potranno anche arrivare soprattutto nord-ovest, sulla Toscana, sulla Sardegna, e l'azione poi della fase di maltempo più intensa andrà ad agire soprattutto nella giornata di giovedì, e gli accumuli, come avete visto, sono particolarmente intensi, andranno a interessare, come vedete, le aree quelle in rosso, in viola. Quindi vi segnalo quindi mercoledì le aree più colpite sulle prealpi e sulle alte pianure del nord-ovest, e poi giovedì, come vedete, proprio sempre sul Piemonte occidentale, e poi anche sul prealpi, l'Alto Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con accumuli ancora oltre 100 mm. Insomma, a rischio veramente di criticità idrogeologiche. Quando vedete entro la fine della giornata di giovedì, questi settori in viola saranno molto colpiti, interessati da rischio di criticità idrogeologica e quindi alla possibilità di esondazioni, frane, smottamenti. Quindi segnalo in queste aree, e anche ovviamente sull'Alta Toscana e sulla Liguria, che risentiranno di una maggiore allerta. Questa è la segnalazione meteo che vi do, e aspettiamo ulteriori aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, una settimana che si prospetta altamente piovosa. Continuate a seguirci.